Il colpo di grazia, o quasi, per le imprese venete. A esploderlo la nuova tassazione dei comuni. Si chiamano Tasi e Tari e dovrebbero insieme diventare IUC, le imposte che rischiano di mettere in ginocchio le aziende che intravedono una timida e difficile ripresa. 196 euro per un laboratorio artigiano, 1100 per un'azienda di medie dimensioni. Ecco quanto rischiano di costare le nuove tasse locali secondo l'allarme lanciato dallo studio realizzato dall'Osservatorio Fiscale della CNA del Veneto in collaborazione con il Centro Studi Sintesi. Noi siamo preoccupatissimi proprio perché c'è lo sforzo da parte dello Stato di tagliare le tasse, di contenere le tasse, però il territorio invece sta continuando ad aumentare le tasse. Tutta colpa di due decreti del governo, il Salva Roma e prima il Salva Italia, che tolgono fondi da un lato, lasciando ai comuni campo libero nell'eventuale aumento delle tasse locali. Un rischio concreto per aziende che già in 2 anni si sono visti raddoppiati i soldi da pagare nel passaggio da ICI a IMU. Il 95% delle imprese, sono microimprese, imprese fino a 10 dipendenti, che sono quelle che vengono continuamente tartassate, e quindi chiediamo che ci sia una particolare attenzione perché l'occupazione si fa con le imprese. Abbiamo stimato che l'applicazione della Tasi per quanto riguarda gli immobili produttivi andrà da un incremento rispetto all'IMU pagata l'anno scorso anno al minimo del 12% nel caso in cui venga applicata l'aliquota base dell'1 per 1000. A pagare di più, secondo lo studio, saranno i comuni del Veneziano e del Polesine se le aliquote medie saranno quelle applicate per l'IMU nel 2013, province che già hanno pagato più delle altre negli anni precedenti. Gli artigiani hanno dato via un focus nel territorio e chiedono un intervento urgente ai sindaci e all'ANCI. Credo che ci siano le condizioni per rivedere questa cosa, proprio perché io penso che non si può pensare che la spending review si faccia solo a livello nazionale, ma deve essere fatta anche nel territorio.